Attenzione, fare la domanda semplice non significa prendere i soldi. L'istanza va fatta e controllata e bisogna avere le prove di acquisto. Quindi quello che ci raccomandiamo è di non sottovalutare quella che è la legge primaria che regola il fondo. Quindi fare la domanda, inserire la domanda, non significa che l'istanza non venga fatta un'istruttoria che, da quanto prevede la legge, l'istruttoria durerà 3 anni. Quindi di automatico non c'è niente. Naturalmente chi ha le prove di acquisto e che può dimostrare di essere risparmiatore può stare tranquillo. Che tempi ci sono per chi ha fatto la domanda? Noi come associazione Ezzelino abbiamo chiesto al governo di fare un primo stralcio prima del 31/12/2019. Noi chiediamo che prima della fine d'anno, magari per Natale, ai più bisognosi gli arrivi almeno un acconto.